l'ambiente, ma secondo me anche non solo l'Arco Veneto, in generale ci si sta lavorando tanto. Certo. E una delle caratteristiche della Lega Ambiente è quella di fare i monitoraggi, e su questo passo anche la parola a Gigi, anche perché abbiamo nuovi programmi che arriveranno e ve li racconteremo. Sì. A lui. Allora, intanto grazie a voi che siete qui, all'ARPA, al Comune di Chioggia e a voi che siete venuti a ascoltare. Devo dire che la goletta mancava da Chioggia penso da 15 anni almeno, l'ultimo passaggio una decina d'anni fa. E per noi è molto importante essere qui. E la cosa che ci fa più piacere è che si sta cogliendo l'opportunità di avere Goletta Verde come presente in città, e la risposta che la città ci sta dando ci sta molto piacendo, per ragionare sui problemi, per trovare delle soluzioni, ed è quello che stiamo provando a fare. Mettiamo a fuoco le criticità, ma raccontiamo anche quali possono essere le possibili azioni da mettere in campo. Su questo il Comune di Chioggia ha dato un segnale molto importante. Noi qui oggi vi presentiamo anche un protocollo d'intesa che Legambiente e il Comune di Chioggia sigleranno in questi giorni, firmeranno in questi giorni, che è legato all'attivazione del cittadino nell'azione di controllo, di monitoraggio e di prevenzione di situazioni, diciamo, di inquinamento ambientale. Perché lo facciamo e perché il Comune di Chioggia lo fa? Beh, perché siamo sempre a dirci che le cose non vanno bene, che ci sono i problemi, che è pericoloso dire che in spiaggia c'è la plastica perché altrimenti i turisti non vengono, è pericoloso dire che è tutto inquinato. Beh, rimbocchiamoci le maniche, invece forse può essere il contrario. Forse se siamo i primi, lo spero per Chioggia, o comunque perché è sempre una cosa bella essere i primi, ma comunque se ci si dà da fare per mettere in campo strumenti concreti come delibere che mettano al bando usa e getta, ad esempio, nelle spiagge, anticipando la direttiva europea che arriverà nel 2020-2021, quindi senza correre nessun rischio dal punto di vista burocratico, almeno pochi rischi da quel punto di vista, ma si mettono in campo azioni concrete per dire che se c'è un problema Chioggia, i chiogiotti e chi vive in Chioggia si rimbocca le maniche e si dà da fare per risolverlo e per arginarlo. Questo per noi è molto importante, perché altrimenti continuiamo a raccontare nelle tappe che il mare è pieno di plastica. Vi ricordo che i dati che noi abbiamo dato ieri, sono i dati di quello che troviamo, di quello che è in superficie, non di quello che c'è nei fondali, che non vediamo che è il 70% in più. Quindi la situazione è l'inquinamento conclamato dei nostri mari, è bene che ne prendiamo coscienza sotto vari aspetti. Io direi un po', insomma, torno all'arrivo di Goletta Verde, in cui abbiamo richiamato che non c'entra con i rifiuti, ma c'entra con come curiamo e gestiamo il mare, il tema delle concessioni, ad esempio, delle concessioni di estrazioni in mare, piuttosto di altri tipi di concessioni, come ad esempio la vitinicoltura, che è una delle attività che produce molto impatto, l'abbiamo visto ieri nel seminario con ISPRA, molto impatto di rifiuto plastico, che poi arriva sulle spiagge, le famose retine bianche, le avete viste tutti. Quindi bisogna fare dei tavoli di confronto, è quello che abbiamo chiesto alla Regione Veneto ieri. Bisogna trovare modi e di modalità per raccogliere i rifiuti, ma ovviamente perché va fatto, e eliminarli il più possibile dove si può intervenire, ma soprattutto per impedire che questi continuino a arrivare. Allora rinnovo il ringraziamento al Comune di Chioggia, che oltre alle azioni che come amministrazione giustamente dovrà intraprendere, ha anche deciso di sostenere la Legambiente e attività di citizen science, di coinvolgimento dei cittadini, di cittadinanza attiva, che partiranno nei prossimi mesi, che saranno di informazione, saranno anche di vera attività, di giornate di raccolta di pulizia, di giornate di monitoraggio per toccare con mano cosa succede, cosa c'è nei nostri territori, in modo da poter essere noi stessi poi protagonisti, non di affrontare il problema come speriamo che quest'anno l'acqua sia pulita o che non ci sia la plastica, ma se c'è saremo noi primi invece a dire troviamo un modo per risolverlo. Quindi ecco, questo un po' è l'obiettivo. Sui dati ci tengo a dire che stiamo valutando l'ipotesi di presentare come Legambiente Goletta Verde degli esposti per gli inquinamenti puntuali che ne abbiamo monitorato, perché certo un punto solo quest'anno è venuto fortemente inquinato, ma negli anni passati almeno un punto o due sono sempre stati inquinati, e molto spesso nel delta del Po, quindi nelle foci dei vari rami del delta. Noi crediamo sia molto pericoloso per un'area naturale così importante, è un parco regionale, è un'area UNESCO, quindi ha dei riconoscimenti importanti, sia molto pericoloso che ancora non si risolvano queste criticità che più o meno 10 anni si ripetono costantemente, e quindi stiamo valutando anche questa strada di presentare degli esposti.
della città, che è quello del deposito di GPL. Il comitato GPL ci ha chiesto una mano, un sostegno, una presenza a Chioggia anche per stare sull'argomento. Non è ovviamente l'attività principale che fa Molletta Verde, infatti in questa giorno abbiamo fatto la plastica e gli inquinanti, ma Molletta se ne parte domani e abbiamo ancora più o meno un giorno, un pomeriggio, una mattina per dire qualcosa e faremo qualcosa a sostegno della città e di chi non vuole un deposito di GPL, visto quello che è successo anche a Borgo Panigale. Mi dispiace dirlo, non vorrei speculare, ma insomma è evidentemente pericoloso, sta a 200 metri dalla città e noi vogliamo, Molletta Verde ritorna su questa questione qui a Chioggia anche per questo, perché è un tema che dovrà la città affrontare anche questo per decidere quale futuro, quale strategia si vuole dare, e noi siamo qui per dare una mano se vorremmo fermare l'impianto, un deposito che riteniamo vincolante su un modello energetico che è quello delle fonti fossili, che vincola la città a uno sviluppo forse non ideale per invece le ambizioni che Chioggia si vuole dare. Grazie a tutti.